Siamo con il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, che ha annunciato qualche giorno fa la sua ricandidatura sindacatura a Naro. Ecco, come mai sindaco e su quali presupposti si basa questa voglia di continuare la sua attività amministrativa? Come si suol dire, ho rotto gli indugi. Per la verità, insomma, nei mesi scorsi un poco questo pensiero di abbandonare mi aveva preso, un po' per il clima che si era creato, un po' per le difficoltà che sono insite nell'amministrare tutti i nostri comuni, il mio in particolare, essendo anche in dissesto. Poi è prevalso il senso di responsabilità, il voler completare le cose iniziate, e poi c'è anche un'altra cosa: non si può sempre riniziare da capo, perché Naro ha un primato, in questo senso che il sindaco uscente non è stato mai rieletto, e quindi dico, pur essendosi magari succeduti sindaci all'altezza, hanno dovuto sempre riniziare da capo. Io invece questa volta dico continuiamo, perché siamo stati bloccati, abbiamo avuto 5 anni difficilissimi, dal Covid, non dimentichiamocelo, 2 anni di fermo quasi assoluto, al dissesto, e ancora prima, proprio all'inizio della mia sindacatura, la perdita dei dati finanziari, che comunque ha condizionato tutto l'andazzo dell'amministrare. A questo aggiungiamo l'impoverimento del personale, è rimasto pochissimo personale, con poche ore e a volte poco qualificato, e certamente non per colpa loro. E quindi, prevalendo questo, ho detto andiamo avanti, sapendo di avere solo un paio di cose dalla mia. Quello di non avere padroni, e l'ho dimostrato nella vita di non avere padroni, e quello di mantenere sempre la schiena dritta qualunque cosa accada. Io sono certa che troverò, come ho trovato fino adesso, delle persone che vogliono condividere questo percorso con me, un percorso di lealtà. Qualcuno dice persone oneste, ma quella è una precondizione nella vita per fare politica e soprattutto per amministrare, quindi quella non la metto neanche in conto, nel senso che Naro soprattutto ha bisogno di gente che abbia coraggio. Che tipo di coraggio? Deve avere coraggio anche di affrontare il tritacarne mediatico che, ahimè, altri sono abituati ad attivare sempre e comunque. Chi ha insomma la schiena dritta, ripeto, ed ha coraggio e non ha padroni, deve bypassare questo e pensare solo ad amministrare e a portare avanti tutto quello che è già stato iniziato. Errori ne sono stati fatti, per carità, ne faccio ammenda, vedrò di superarli, però cose buone ne sono state fatte pure tante, a cominciare dall'importanza che questa Naro sta avendo in Sicilia, e mi permetto di dire in Italia.